Salve, buongiorno professor Zichichi. Buongiorno, Ecco, sono Emanuele Franza, ho richiamato per quella breve intervista. mi dica. Ecco, intanto grazie della disponibilità. Ecco, noi affronteremo il tema del rapporto fede e scienza, Sì, coinvolgendo diverse persone sia della scienza che della religione. sì. Ecco, alcuni scienziati che io ho intervistato mi hanno detto che secondo loro la fede di un ricercatore dovrebbe essere un fatto personale, privato, quindi che i due campi, cioè quello religioso e quello scientifico, sono incomunicabili, secondo alcuni, non secondo... Prima domanda a lei. Sì. Quando lei dice che ha interrogato uno scienziato, questa persona, lei ha verificato se ha mai scoperto o inventato nulla? O se è una persona che parla di scienza senza aver mai fatto né scoperte né invenzioni? Questo è fondamentale, perché il guaio del nostro tempo è che la cultura detta moderna è pre-aristotelica, non conosce la scienza, è come se Galileo non fosse mai nato. Quindi, prima cosa, quando lei dice un mio amico scienziato, lei deve chiedere al suo amico cosa ha scoperto o ha inventato. Se non ha scoperto né inventato nulla, non ha diritto a parlare di scienza. E questo non lo dico solo io, lo diceva Enrico Fermi 50 anni fa. Questo problema è un vecchio problema. Parlano di scienza persone che non ne hanno diritto a parlarne perché non hanno mai scoperto né inventato nulla. Non è scienziato una persona che parla di scienza, è una persona che fa scienza. Ah. Quindi questa sua persona che cosa ha fatto? Se non ha mai fatto nessuna scoperta né nessuna invenzione, non ha diritto a parlare di scienza. Mm. Sì, no, mi sembra molto sottile come argomentazione. Non è affatto sottile, è banale, è così. È come se lei chiedesse a un avvocato che non ha mai difeso nessuna causa in tribunale di fare avvocato. Che avvocato è? O C'è, un medico. Lei andrebbe da un medico che non ha mai curato un ammalato? Che medico è? c'è. Uno scienziato non è scienziato perché parla di scienza, non è una persona che parla di scienza e basta. Deve avere fatto scienza nella sua vita, se no non ha diritto a parlare di scienza. E questo è un vecchio problema che noi scienziati abbiamo, non da ieri, ma dai tempi di Einstein. E Enrico Fermi si batteva contro questo modo di fare. Quindi secondo lei scienza e fede possono e forse devono dialogare? No, ma non è questione di dialogare. La scienza è fondamentale per la fede. Se fossimo figli del caos, io sarei disoccupato. Siamo figli di una logica rigorosa. Io faccio di professione lo studioso, quello che cerca di capire qual è questa logica. Sono arrivato a formulare la teoria del supermondo. Ma questa è un'altra cosa. Io dico, da Galileo in poi devono parlare di scienza persone che hanno fatto scienza. Io ho tutti i titoli per parlare di scienza perché ho 7 scoperte, 5 invenzioni e 3 idee originali che hanno aperto orizzonti nuovi. Tra questi orizzonti il più fantastico è quello del supermondo. Io ho aperto l'orizzonte del supermondo, un mondo fatto con 43 dimensioni. Dove lei sta adesso nel suo studio e io nel mio studio abbiamo larghezza, lunghezza e altezza dello studio, sono 3 dimensioni spaziali. Perché lo spazio ha 3 dimensioni? Perché le 3 cose, larghezza, lunghezza e altezza, si misurano con lo stesso strumento, il metro. Ecco perché lo spazio ha 3 dimensioni. Nel 1905 Einstein scoprì che quella cosa che chiamiamo tempo e che si misura con l'orologio è la 4ª dimensione dello spazio e siamo a 4 dimensioni. Oggi col supermondo siamo a 43 dimensioni. Questo vuol dire scienza. Io sono d'accordo con lei Che non siamo figli del caos. Perché scienza e fede sono legate? Perché la scienza è nata per un atto di fede in colui che ha fatto il mondo. Quando Galilei studiava le pietre 500-400 anni fa, cercava nelle pietre, lo sa che cosa? Le impronte del creatore. Così nasce la scienza. Come fa a dire che la scienza è nemica della fede? Se la scienza nasce da un atto di fede, non è un atto di ragione quello di Galilei, che cerca nelle pietre le impronte del creatore. Sa che cosa sono le impronte del creatore? E le leggi fondamentali della natura. L'insieme di queste leggi fa la logica che regge il mondo. Se
il mondo non avesse questa logica, io sarei disoccupato, non sapevo cosa fare. E io sono d'accordo con lei pienamente, se no non avrei organizzato questo convegno, perché Ha fatto bene a eh, organizzarlo. sono assolutamente convinto, soprattutto sarà aperto ai giovani, e i giovani oggi stanno un po' perdendo questo senso del sacro, del trascendentale, e conto molto di invitare alla riflessione le Non è persone. colpa dei giovani, è colpa del fatto che parlano di scienza persone che non hanno diritto a parlare di scienza, perché parlare di scienza non vuol dire essere scienziati, vuol dire parlare di scienza, per Mm. sentito dire. Ma e sulle questioni delicate, oggi si parla di bioetica, sono anche temi tipo il fine vita. Tante cose che non hanno nulla a che fare con la scienza. Mm. Diventa scienza una cosa che scienza non è. Va La bene. scienza è noi siamo, se fossimo figli del caos, io sarei disoccupato. Io Mm. faccio di professione, studio la logica che regge il mondo. Se non esistesse questa logica, io sarei disoccupato. Ma se c'è una logica, lei mi insegna che ci deve essere un autore. Ecco perché scienza e fede sono legate. Perché se c'è una logica ci deve essere un autore. Mhm. Gli altri sostengono che c'è la logica, perché se no si metterebbero contro la scienza, ma non c'è l'autore, e questo è assurdo. Certo, certo. Ci deve essere un autore, e l'autore è colui che ha fatto il mondo. E guardi, io non le rubo insomma ulteriore tempo, la voglio ringraziare ancora della sua disponibilità e del suo contributo in questo dibattito. Sono io E che ringrazio lei e buon lavoro, le auguro buon lavoro. anche a lei, grazie ancora e complimenti e con stima. Grazie.